Miani Fabio, allenatore e qualche volta giocatore del Pavia Amatori. Mister, ogni allenatore prova a trasmettere dei valori ai suoi ragazzi. Nel tuo caso, cosa vorresti trasferire alla tua squadra? A parte l'idea di calcio, anche un calcio aggressivo, intenso, che permette ai ragazzi di divertirsi e di, come si dice, confrontarsi sempre con i loro limiti e andare oltre, insomma, ecco. Se qualcuno chiedesse dei consigli sui tuoi giocatori più tecnici, come li descriveresti? Giocatori più tecnici, vabbè, chiaramente sono giocatori che vanno a fare la differenza in campo, o che ci provano almeno, quindi descriverei come giocatori totali, giocatori di impatto su una gara, determinanti per le sorti della squadra. Qual è il reparto della tua squadra che necessita maggiormente di una particolare attenzione? Sono tutti bravissimi, nessuno necessita di particolare attenzione. Ho un bellissimo gruppo che è nato quest'anno, che si è amalgamato presto e quindi no, non credo di avere niente come si dice, sono contento dei miei ragazzi. Fare l'allenatore in un campionato amatoriale regala qualche bella soddisfazione? Ha un sacco di soddisfazioni, regala, altro che comunque al di là delle vittorie, comunque la formazione del gruppo, il portare avanti il gruppo, come si dice, avere la cura del gruppo stesso, sono soddisfazioni sempre. Poi i risultati chiaramente sono secondari fino a un certo punto per quel che mi riguarda, però insomma ecco, noi arriviamo per esempio da belle prestazioni e quindi io sono sempre molto contento e orgoglioso dei miei ragazzi. Infine, ci regala un pronostico su come concluderà la stagione la tua squadra? Bella domanda. Nel migliore dei modi, divertendosi e con cementazione del gruppo, insomma con una coesione ancora più grande, insomma, di questo gruppo qua.